Alessandro Martini, chiusura col botto battendo la Roteristica Camaiore già qualificata e sempre in vantaggio la squadra, 4 volte rimontata, la quinta il Camaiore non ce l'ha fatta. Sì, ci tenevamo in particolar modo a far bene questa partita perché, come avevo detto in settimana, è una partita importante con una squadra importante, quindi ci tenevamo, come ho detto, in particolar modo. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, direi soprattutto in fase difensiva, a parte qualche piccolo errore, però va bene, sono contento, stiamo crescendo, chiaramente non abbiamo fatto niente finora e bisogna continuare così e continuare a lavorare come stiamo facendo. 10 punti in un girone in cui c'erano due delle squadre considerate più forti del girone B del campionato, cioè Pumas e Roteristica Camaiore, pareggio con la Pumas e vittoria con la Roteristica Camaiore. Credo che per una squadra giovane insomma sia una bella iniezione di fiducia in vista del campionato. Sì, certo, siamo partiti, lo sapevamo che era difficile, come sarà difficilissimo il campionato, siamo partiti un po' timorosi per una squadra giovane, però partita dopo partita siamo cresciuti, come dicevo ai ragazzi. Bisogna continuare così e il bilancio della Coppa Italia direi più che positivo. Ora abbiamo l'ultima partita a Prato che è importante anche quella per chiudere bene il girone e quindi bene, continuiamo a lavorare così e avanti. Grazie Alessandro, complimenti.